Facciate il grembiule, parte Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Cari amici, ben ritrovati a Radio Chef. Allora anche oggi torniamo con un piatto veramente ricco, e cioè tanti appuntamenti da seguire in Friuli Venezia Giulia per scoprire non soltanto il gusto, il buon gusto, ma soprattutto anche abbinarlo ad altri aspetti culturali. Parlo in particolare della letteratura con cui partiremo oggi, e quindi di Pordenone Legge, che sarà a Pordenone fino al 17 di settembre. Sappiamo tutti che si tratta di molto di più di un festival dedicato alla letteratura. Infatti conosciamo anche piatti e drink ispirati a questo appuntamento, che sono nati proprio attraverso le sinergie tra le eccellenze del territorio. E oggi a parlarcene abbiamo proprio con noi Michela Zin. Allora, buongiorno Michela, ben trovata, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti. Allora Michela, oggi ci racconti un po' di queste ispirazioni, di queste sinergie tra le eccellenze del territorio, accompagnate dal fil rouge, diciamo, della letteratura. Sì, insomma, Pordenone Legge riempie le vie di Pordenone da 24 anni, quest'anno è la 24esima edizione, per cui c'è un grande rapporto con tutti coloro che vivono quotidianamente la nostra città, e i nostri baristi, ristoratori eccetera si sono sempre sbizzarriti per cercare di fare in modo che le migliaia di persone che arrivano, i tantissimi ospiti, noi quest'anno ne abbiamo 620 che vengono un po' da tutta Italia e dal mondo, per cui che insomma in quelle giornate possano trovare un po' quelle che sono le caratteristiche della nostra zona, del pordenonese, che è questo territorio un po' mixato, no? Tra culture diverse, ma anche della regione, e questo grazie anche a una bellissima collaborazione che abbiamo con Promoturismo FVG, che ci supporta e ci affianca anche proprio per fare in modo che i nostri coloro che le persone poi vanno ad incontrare, no? Perché quando tu vieni ad un incontro finisci sempre per andare a bere un caffè, per andare a mangiare un piatto di qualcosa, per fermarti un attimo a bere un bicchiere di vino, e quindi poter conoscere appunto non solo ambito letterario ma anche ambito enogastronomico. Beh, d'altronde sappiamo Michela che i primi incontri letterari hanno avuto origine proprio nei caffè, quindi questo abbinamento continua anche oggi, no? Magari esatto. Dal caffè all'aperitivo, dipende un po' dal momento. E so che saranno dall'orario. Esatto, so che saranno proprio diversi questi incontri, quindi che cosa ci aspetta Michela a Pordenone Legge? Allora, guarda, da venerdì praticamente c'è un luogo che è l'ex convento di San Francesco, che accoglie praticamente una serie di appuntamenti dedicati al libro che parla di enogastronomia. Allora così tengo a mano alcuni appunti perché sono tanti e non riesco se no a ricordare tutto, ma insomma si comincia già venerdì 15 alle 15 con la dieta mediterranea, questa sconosciuta, con Vito Amendolara, e insomma sarà un approfondimento sul punto di vista del medico, del biologo nutrizionista, del cuoco, ma anche del ristorante quando deve presentare il proprio menù, quindi un bel approfondimento sulla dieta mediterranea che un po' tutti quanti seguiamo. Poi si passa a sabato, c'è una cosa molto carina per i ragazzi, il titolo è L'insalata era nell'orto, l'orto a scuola nel tempo libero, con Nadia Nicoletti, e l'intento è quello di far conoscere a bambini curiosi, genitori, nonni e fratelli, come si può creare un orto, e quindi la cura, la preparazione, la manutenzione, e quindi poi avere la soddisfazione anche di raccogliere dei prodotti non solo dalla terra ma anche da un piccolo vaso sul balcone, come si vede fare ultimamente. Quindi insomma partiamo anche con i piccolini per avvicinarli a questo mondo. E sempre sabato alle 15:30 Rossana Bettini ci parlerà del cioccolato, questo meraviglioso mondo che tutti quanti amiamo, insomma si definisce, no? Il cibo degli dei, e quindi anche qui andremo un po' a scoprire se lo è veramente, quali sono le sue qualità, cosa ci soddisfa di più alla gola, perché siamo fatti tutti in modo diverso, quindi ognuno ha proprio la propria simpatia e gusto particolare legato al cioccolato. Ancora sabato alle 17:30 Mangiare come Dio comanda con Elisabetta Moro e Marino Niola, e anche questa è una cosa molto curiosa perché nel loro libro parlano di quanto il cibo, scusate, che è carburante della storia, anche il libro che è carburante della storia, è molto legato alla propria religione, quindi ci sono tipologie, regimi alimentari completamente diversi in base alle religioni, quindi anche questo è curioso in questo mondo ormai molto diverso.
E ancora sabato alle 19 La vigna è un universo con Paolo Repossi, e anche questo è bello perché lui parte dal guardare un filare che è una geometria molto particolare che riesce a coinvolgere non solo terreni ma anche la terra, l'acqua, il vento, i braccianti e tutti coloro che ci lavorano intorno a questo mondo, quindi anche questa cosa molto curiosa. Passiamo a domenica, proprio sempre il vino, come lo si deve promuovere, con Slavka Scarso, marketing del vino dall'etichetta ai social network, e quindi lei cerca di spiegare praticamente in questo mondo che continua a crescere intorno al vino quanto è importante sfruttare anche i nuovi media, anche magari di una piccola azienda vitivinicola che sta nascendo, che vuole nascere, e quindi darà dei suggerimenti molto interessanti. Ancora domenica alle 15:30 passiamo invece al parlare di pane con Lucia Galasso. Il suo libro affronta il tema del fatto che il pane non è solo un alimento ma è un cibo simbolo, e quindi anche qui l'importanza di analizzare questo cibo che ha un significato molto importante a seconda delle varie valenze culturali, quindi anche qui torniamo un po' a parlare di questo aspetto. È un po', insomma, la sua idea è: il pane nutre anche lo spirito, e quindi anche questo è un tema molto interessante. Finiamo domenica alle 17:30, finiamo il tema, insomma, sui quali ci stiamo soffermando, con Storia delle nostre paure alimentari con Alberto Grandi, e quindi anche lui nel suo libro analizza il fatto che 8 miliardi di persone che devono mangiare, quindi anche la produzione del cibo che c'è legato a questo numero così importante, è un tema che non riguarda solo l'alimentazione ma anche la salvezza dell'intero pianeta, quindi lo analizzerà un po' a 360 gradi. Ecco, questi sono gli appuntamenti dedicati a questo tema all'interno del festival di quest'anno. Wow, direi che sono tantissimi, Michela, e grazie ovviamente per averci annunciati. Nel frattempo che tu ci raccontavi questi eventi abbiamo visto anche delle immagini, ovviamente di Pordenone Legge, di tutto quello che ruota intorno a questa manifestazione dedicata appunto alla letteratura, ma non solo, fatta anche e soprattutto di incontri, di condivisioni culturali che si abbinano sempre perfettamente alla convivialità, che sappiamo essere sempre una fonte di ispirazione e anche aiutarci, come dire, a digerire meglio, a comprendere meglio, a fare più nostri argomenti così interessanti e affascinanti come quelli che Pordenone Legge ci propone. E quindi, che dire, Michela, approfittiamo per assaggiare i gusti, i sapori di quello che ci propone Pordenone Legge e il territorio, e guardando invece a un orizzonte più ampio grazie alle proposte letterarie, così? È così, perché a volte appunto si danno per scontate alcune cose, però nei libri c'è questa forza, no? Di poter andare anche a guardare alcuni aspetti che forse ti sfuggono, e quindi così il pane è una cosa che abbiamo tutti sul tavolo, il vino lo beviamo e pensiamo a tante cose, però insomma è bello farsi raccontare da questi nostri autori una loro visione assolutamente diversa e particolare. Michela, noi ti ringraziamo moltissimo per averci raccontato insomma anche questa parte gustosa di Pordenone Legge. Ricordiamo i nostri ascoltatori che potranno rivedere questa diretta anche sulle nostre pagine social, oltre che ascoltarla per radio. Poi ci sarà anche una piccola notizia con un vademecum e i link a cui potranno accedere per scoprire tutti gli eventi. Michela, grazie e allora buona giornata. Grazie a voi, vi aspettiamo a Pordenone Legge, ci saranno le code, tornano le code a Pordenone Legge, ci saranno molti posti per poter entrare anche all'ultimo momento, e quindi vi aspettiamo in questo fine settimana. Grazie. Finalmente ci vediamo lì, grazie Michela. E allora noi invece continuiamo a raccontarvi del territorio. Siamo stati, come sapete, la scorsa settimana a Friuli Doc, un appuntamento per scoprire come sempre le eccellenze del territorio, ma anche sottolineare quelle che sono le nostre peculiarità, per fare in modo di diventare tutti noi dei veri e propri ambasciatori saggi di quello che il nostro territorio propone, da raccontare anche ai tantissimi turisti che ormai sempre di più affollano la nostra regione. Allora io voglio raccontarvi, prima di portarvi a scoprire un altro appuntamento che sarà il protagonista in Friuli Venezia Giulia la prossima settimana, una delle ricette che abbiamo incluso nelle nostre brochure dedicate proprio a Friuli Doc. Ricordo che le trovate comunque anche online, sempre in PDF sul nostro sito radio.0.it, ed è il risotto di fichi e gorgonzola di Carla Biasutti di Udine. Vi serviranno per questa ricetta mezza cipolla, 320 grammi di riso, vino bianco quanto basta, 600 ml di brodo vegetale, 8 fichi, 150 grammi di gorgonzola, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta e pepe quanto basta.
Andremo a tritare finemente la cipolla e soffriggere con un filo d'olio in una pentola. Aggiungeremo il riso, lo faremo tostare e questo sarà oltretutto un momento perfetto proprio per salare il riso. Potete poi sfumare con vino bianco. Una volta evaporato aggiungerete poco alla volta il brodo vegetale, mescolando spesso per non far attaccare sul fondo. Nel frattempo sbucciare e tagliare a pezzetti i fichi, a parte tagliare a cubetti il gorgonzola. Verso fine cottura del riso potrete aggiungere fichi e gorgonzola e mescolate il tutto in modo da ottenere una mantecatura che sia cremosa. Assaggiate quindi, aggiustate di sale e pepe a piacere, spegnete la fiamma e lasciate riposare 2 minuti prima di servire. Andremo poi a guarnire con qualche pezzetto di fico fresco. E allora mi ha raggiunto anche in studio Maria, a cui voglio proprio chiedere, visto che è la nostra tester delle ricette, no? Le prepara. Io le preparo, ma sai che di solito chi prepara proprio le cose poi non le le gusta, ma poi gli piace più vedere come gli altri proprio le gustano. È un po' questo il senso. E quindi cosa anche. Hai visto? No, ho visto cose molto buone, nel senso tutte le ricette della nostra brochure, devo dire, sono state scelte in modo molto selezionato perché insomma piacciono anche a noi. Poi ovviamente pensiamo un po' a raccogliere il tutto, però i primi sperimentatori ovviamente sono i nostri palati, quindi complimenti a tutti ai nostri ascoltatori che hanno partecipato. Continuate a scriverci anche le vostre ricette e devo dire che la guarnizione con i fichi sopra secondo me ci sta, perché rende il piatto anche più bello, e i piatti quando sono più belli sono anche più buoni, secondo me, no? Sì, beh, insomma, già la descrizione merita. In effetti la foto rende proprio giustizia a questo piatto. Ma Maria, devi sapere che avremo presto altri gustosi piatti e ricette da scoprire, perché arriva a Gorizia che cosa? Arriva Gusti di Frontiera, un evento che aspettano veramente in tantissimi. Si terrà dal prossimo 21 fino al 24 di settembre, da giovedì a domenica. Naturalmente si parte dall'inaugurazione per poi immergersi, perché sono oltre 341 gli stand presenti quest'anno in rappresentanza di più di 30 paesi, pensate un po'. Infatti Barbara, volevo chiederti, ma c'è un piatto, un ingrediente di Friuli Doc, di Friuli Doc l'altra settimana, ma di Gusti di Frontiera la prossima settimana che non può mancare nelle tue degustazioni? Ma sai, di solito a me questi eventi piacciono tantissimo proprio perché posso assaggiare un po' di tutto, ma soprattutto mi diverto molto, anzi mi piace molto quando mi fanno assaggiare proprio i vini del territorio. D'altronde siamo nel Goriziano, giusto? E in questa zona, sai, ci sono dei vini veramente eccezionali, qualcuno anche che condividiamo magari con la vicina Slovenia, e in particolare i bianchi mi incuriosiscono sempre. Questa è la parte che mi interessa di più. Naturalmente è abbinata a una delle tantissime ricette che si trovano proprio nei vari espositori. D'altronde potete approfittare dal 21 al 24 settembre di assaggiare ogni giorno qualcosa di nuovo. Vero, ne parlavamo proprio con la nostra nutrizionista, che il bello di prendere le cose con un po' più di calma, di lentezza, il fatto di andare là, scegliere, magari fare un giro iniziale in anteprima, vedere cosa ci ispira di più e poi scegliere durante le giornate cosa andare a degustare, così ci gustiamo anche un po' tutto senza abbuffarci, che insomma poi non ci regala neanche il sapore giusto, e così siamo andati anche a fare un piccolo giro del mondo direttamente in quel di Gorizia. Nel mio menù invece non deve mancare a Gusti di Frontiera il Kurtos. Non so bene il nome completo di questo dolce, però è sempre molto intrigante. Mi ricordo che c'è sempre una bella fila lunga davanti agli stand proprio che lo offrono. Ma direi di andare subito a scoprire di più, perché hanno presentato proprio questa nuova edizione nella giornata di ieri, e quindi sentiamo l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, e per il comune di Gorizia anche l'assessore Arianna Bellan. Ma assolutamente sì, nel senso che siamo partiti e siamo riusciti a correre per proporre tutti i 5 continenti in Gorizia. L'elemento di novità può sembrare un paradosso, che adesso cerchiamo di dedicare più spazio alle eccellenze del territorio, ma anche perché nel 2025 non proporremo qui a Gorizia, se non in modo circoscritto, la cultura altrui, del turista, ma proporremo al turista invece quello che è il territorio che è capace di esprimere. Sarebbe una contraddizione trovarci nel 2025 in una capitale europea della cultura, e sappiamo che la cultura si declina anche a tavola, in una tavola imbandita, anche nella gastronomia. Sarebbe una contraddizione non perciò correre e utilizzare gli strumenti principali che abbiamo come Gusti di Frontiera per valorizzare il più possibile quello che il territorio è capace di esprimere in termini di eccellenze. Beh, un bel evento per la regione Friuli Venezia Giulia, un evento che è arrivato alla sua 18ª edizione, quindi un maggiorenne maturo che è cresciuto anno su anno, è stato in grado di
promuovere Gorizia, ma mi permetto di dire anche l'intero Friuli Venezia Giulia. Fa parte di quella serie di eventi dei quali la regione Friuli Venezia Giulia è molto ricco, vale a dire eventi enogastronomici, ma in questo caso anche culturali, in grado di farci conoscere davvero anche oltre confine. Chiamiamole prove generali, dai, comunque Gorizia è una città e la sua amministrazione, anche la regione Friuli Venezia Giulia, sono realtà abituate a gestire eventi importanti. Stiamo lavorando in maniera significativa per l'organizzazione di Go 2025, una grandissima occasione non solo per la città di Gorizia ma per l'intero Friuli Venezia Giulia. Ecco, buongiorno, ben arrivati. Oggi siamo qua alla presentazione di Gusti di Frontiera. Ricordo a tutti che è presente a Gorizia dal 21 al 24 settembre. Ripresentiamo lo stesso format, quindi avrete tutti i 5 continenti e quasi tutti i paesi del mondo. Potete venire da noi a gustare tutte le prelibatezze di tutto il mondo in un'unica città, e quindi un paio di giorni divertenti, si può girare tra una via e una piazza e assaggiare tutte le prelibatezze. Accanto a tutti i paesi del mondo, come detto, avremo anche una parte istituzionale che quest'anno per la prima volta si sposta all'interno del parco del comune, e quindi troverete sia i comuni di Gorizia, Nova Gorizia, San Peter e Vertoba, che sono tra virgolette i classici della manifestazione, ma sarà presente anche il JECT con il suo stand per proprio iniziare ad accompagnarci a Gorizia 2025, un grosso appuntamento. Dentro sempre al Parco del Comune troverete una rappresentanza di Slow Food, quindi tutti i presidi, le prelibatezze regionali, e i prodotti Io sono Friuli Venezia Giulia, che quindi ci faranno anche conoscere molto molto bene tutte le eccellenze regionali. Bello scoprire i gusti del nostro territorio e farlo soprattutto in questo modo, direttamente sul campo, come si potrà fare a Gorizia. Io vi ricordo che, dato che abbiamo parlato di tantissimi eventi, li potete trovare anche sul sito turismofvg.it, anche tantissimi percorsi, perché settembre, si sa, è un po' il mese della ripartenza, ma ci piace gustare il nostro territorio e farlo in questi modi è ancora più bello, andandolo a scoprire proprio sul posto. E quindi abbiamo fatto un tuffo negli eventi in Friuli Venezia Giulia di questo prossimo periodo, ma voi siete pronti anche per un bel viaggio oltre confine, Barbara? Io sì, come sempre andiamo nella meravigliosa Carinzia a scoprire quali saranno i prossimi eventi che ci aspettano, e come sempre Maria ci porti tu insieme alla nostra fantastica ospite. Yes, andiamo a scoprire di più direttamente in questo servizio. E quindi sempre pronti ad immergerci in nuove avventure qui a Radio Chef. Siamo con gli amici di Regional Medien Kernen insieme alla rivista di viaggi e di enogastronomia Mein Sonntag, che ci porta a scoprire nuove avventure partendo dal Friuli Venezia Giulia, arrivando fino nella bellissima Carinzia. E quindi anche questa settimana do il benvenuto con noi a Nicole Lazzari. Lei si occupa del mercato italiano, sloveno e croato, e siamo pronti a partire insieme a te, Nicole, per nuove esperienze culinarie e non solo, perché so che sei pronta a farci immergere in questa nuova stagione. Ormai le temperature si stanno leggermente abbassando, l'estate la stiamo salutando e siamo pronti a lanciarci nell'autunno, vero? Buongiorno Maria e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, infatti oggi ho tante cose da raccontarvi, perché l'autunno è il periodo del raccolto e del gusto. Cantine e dispense sono colme di tesori culinari provenienti da campi, prati, boschi e acque, e nelle cucine della Carinzia vengono trasformate in meravigliose prelibatezze ispirate alla cucina dell'Alpe Adria. Non c'è quindi da stupirsi che in questo periodo si svolgano numerosi eventi culinari, come ad esempio le giornate della cucina Alpe Adria a Klagenfurt, che dureranno fino al 24 settembre, delle quali ne abbiamo già parlato la scorsa puntata, oppure i See-Spiele sul Wörthersee dal 28 settembre al 1 ottobre, dove le aziende partecipanti sorprenderanno i loro ospiti con prelibatezze culinarie, come ad esempio un picnic con piatti tipici carinziani a Sternberg sopra Felden. Nella regione di Bad Kleinkirchen-Millstättersee dal 22 settembre al 14 ottobre i migliori chef cucineranno le culinarische Nächten. Invece alle Chiese è il nome della festa del formaggio di Köschak Mauten, che quest'anno si svolgerà per la 25esima edizione dal 23 al 25 settembre. Si tratta di una delle feste culinarie più antiche della Carinzia e vi partecipano caseifici provenienti da tutto l'arco alpino e molti anche dall'Italia. Wow, sarà veramente un periodo ricchissimo di gusto, come dicevamo, e non solo, anche perché c'è una lunghissima lista tutta da scoprire. Ci sono davvero tanti eventi culinari, quindi, ma hai una linea guida per non perderci, insomma, anche in tutte queste cose? Cosa ci consigli?
Se mangiare è una delle vostre passioni, noi vi proponiamo di fare anche un po' di movimento e aggiungere al vostro viaggio un'escursione nelle montagne della Carinzia. Se volete per un percorso più lungo, vi consiglio l'Alpe Adria Trail, che si snoda per oltre 750 km in 43 tappe giornaliere, dal Großglockner a Salisburgo, attraverso la Carinzia e la Slovenia fino a Muggia sull'Adriatico, vicino a voi. Naturalmente potete esplorare questo sentiero escursionistico a lunga percorrenza ogni giorno, ma una buona occasione è sabato 7 ottobre, poiché è prevista un'escursione transfrontaliera da Kormons a Dobrovo in Slovenia. Durante il percorso saranno previste soste culinarie e artistiche e la partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito di Alpe Adria Trail. Veramente da non perdere anche questa ultima avventura che ci hai raccontato, ma sono tutte esperienze bellissime che io vi invito ad andare a scoprire anche proprio sul sito di Mein Sonntag. Io ringrazio Nicole Lazzari per essere stata con noi, perché è sempre un piacere ritrovarla e farci guidare anche dai vostri tanti saperi in questi bellissimi percorsi. E quindi Nicole, ricordaci il sito intanto, così ci rimaniamo sempre aggiornati. Certo, www.main-zontag.at e Zontag sempre con 2 N. Assolutamente, non perdetevi veramente tutte queste belle esperienze. Grazie Nicole, e noi ci risentiamo la prossima settimana per viaggiare ancora insieme. Grazie mille. Benissimo, e dopo la Carinzia direi che vi possiamo lasciare alle delizie del nostro territorio. Noi torniamo domani, faremo la spesa e vi sveleremo tante curiosità che troverete dai nostri amici dei supermercati Bosco. Ci sarà l'appuntamento di approfondimento dedicato proprio all'alimentazione, si torna anche a scuola e magari, perché non, ricordare quali possono essere le merende migliori, più leggere e anche che possono aiutare di più la concentrazione, cosa che vale anche per chi torna in ufficio, no? Da non perdere, un'altra puntata ricchissima di curiosità. Non mancate, vi aspettiamo qui a Radio Chef e anche sulle nostre pagine social. Continuate a seguirci per tanti spunti interessanti e gustosi.